C'è tempo sino a inizio di febbraio per ammirare il presepio artistico di Segusino in provincia di Treviso, una tradizione che si rinnova grazie a mani sapienti e una pazienza certosina. Stefania Bolzan e Claudio De Zan, vediamo. Il presepio artistico di Segusino compie 30 anni e non è un caso se solo nell'ultima edizione sono state più di 20.000 le persone che si sono inerpicate fino a questo, che è l'ultimo paese del Trevigiano prima della montagna bellunese, per ammirare coi propri occhi un capolavoro realizzato interamente a mano. 3 cose gli chiede la costruzione di un presepe, scrivono sul sito internet i volontari che tengono viva la tradizione: la continua pazienza, un'instancabile fantasia e un grande amore per l'opera. I lavori cominciano come da tradizione l'ultimo lunedì di agosto, quindi sono 3-4 mesi veramente intensi di lavoro. Ogni sera siamo qui a lavorare per il presepio artistico del Natale che verrà. Però è un lavoro che inizia anche molto prima, inizia già dall'edizione in corso, già di questo momento stiamo pensando cosa faremo il prossimo anno. Quest'anno c'è una novità in più: il presepe di Segusino, visitabile gratuitamente fino al 5 febbraio, è inserito in un circuito che porta il turista a vedere anche gli altri borghi del paese, in una sorta di via del Natale che prevede diverse tappe nelle quali gruppi spontanei di abitanti del posto allestiscono anche punti di ristoro. Si parte dal presepio artistico, si possono visitare altri borghi partendo da Rivagrassa, Rivasecca, Stramare, Miglies, insomma una giornata a Segusino all'insegna della natura, all'insegna dell'ospitalità, dove vi invitiamo sicuramente a venire.